vorrei ringraziare chi mi ha invitato. Io sono vecchio, rimbambito, quindi grazie rototan, rototin, rototan, come ma noi siamo in un altro pianeta. Sono contento che sento respirare finalmente l'aria, un clima di tolleranza. Ho visto che quest'anno c'è qualcosa che potrebbe interessarmi, infatti volevo approfittarne per neanche dire la mia, perché comunque non è semplice secondo me in quelle cose alzare la mano e dire qualcosa, no? Anche perché magari parlano in inglese, non lo so. Però magari se ho l'occasione, non si sa mai. Ma vediamo se si riesce. Pensate che nella nostra Chiesa ancora adesso è proibito dire la parola piacere. Nell'enciclica, la prima enciclica di Ratzinger, tant'è invece di dire piacere in italiano ha detto eros, perché è qui l'intolleranza. Chi è sulla cattedra di Mosè delle religioni dice quell'azione io la riprovo perché è peccato. Avete il diritto al piacere, questa grande madre natura che vi ha dato. Io mi ricordo a 2 mesi prima di essere prete il professore Morale fa le raccomandazioni. Nella confessione con i giovinetti dovete stare molto attenti e prudenti, dovete chiedere, caro ragazzino o ragazzina, ti tocchi? Io ero dei più vecchi. Allora, siccome sono motivati che vengano a confessarvi, diranno sinceramente. Sì, allora un'altra domanda ancora più prudente, perché bambino, ragazzino, ragazzina, quando ti tocchi, provi piacere? Se vi dicono sì, è peccato. Io già allora dico, scusi professore, obiezione, solo perché uno si tocca e prova piacere, boh, ma sbattuto dal rettor magnifico. Quindi dovete diventare proprio un'appropriazione di diritti, che vuol dire che ciascuno poi trova la strada dell'emancipazione, aiutandoci tutti insieme. È chiaro, camminare domandando, dice Marco. Il grande pedagogista Paulo Freire brasiliano dice nessuno si libera da solo. Ho 36 anni, ho una bambina
e non sono sposato, convivo. Sono laureato a Trieste, non è stato facile all'inizio perché mi sono fatto i capelli così. Mio padre è farmacista, mio nonno era farmacista, mio padre ci teneva che noi continuassimo, la passione è quella. Sono un operaio milleurista, uno dei tanti. Sono sposato da 1 anno e qualcosa. Io arrivo su venerdì, finisco di lavorare, vado dai miei, mi lavo, che sono già di strada. E andiamo su alle 7, saremo su più o meno 7 e mezza. Se non so, facciamo il weekend fino a domenica. Io ho fatto segretaria d'azienda con indirizzo turistico. Ho trovato per caso questo ufficio dove commerciano tabacco all'estero e quindi sono lì da 2 anni. La prima cosa da fare è mantenere aperto in ciascuno di noi la curiosità. Dobbiamo conoscere questo mondo. Io mi accorgo sempre di più che so poche cose. Oggi ho imparato molte cose nuove, ho sentito testimonianze di persone che non conoscevo. Cioè avere sempre questa curiosità di capire di più e di capire meglio che cosa sta succedendo nel mondo. I am the scientist for the people, and I make science transparent for ordinary citizens to understand and use the information to challenge their governments. I'm the #1 enemy. I'm doing this because the United States and Britain have released more than the atomicity equivalent of 400,000 Nagasaki bombs since 1990. In Iraq, Yugoslavia, they carpet bombed and they grid bombed Yugoslavia with depleted uranium weapons, deliberately for the purpose of destroying the health, empty the country, destroy the economy, and destroy the genetic future of those countries. I speak at the Japanese parliament, I speak all over Japan. I have the best success in Japan because the Japanese were bombed with nuclear weapons and they're completely anti-nuclear. And they have a country full of hibakusha. Well, America has a country full of hibakusha, but they don't know it. How you doing? Whoa! Whoa! Selassie.
35 years since the assassination of Patrice Lumumba. It's been 40 years since Imperial Majesty Emperor Haile Selassie made his first and only visit to the island of Jamaica. Jah! Rastafari, you know. Chant the Samadhi. 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 Oddio, cazzo, sono un pezzo. Oddio! No! No, porca troia! Merda! Sono il papà di Carlo. Ecco, sono il padre di quel ragazzo che a 4 metri da quella camionetta, avendo visto da tempo che una pistola è impugnata, armata e accompagnata dalla minaccia "bastardi, v'ammazzo tutti", raccoglie un estintore che è rotolato fino ai suoi piedi, ripeto, a più di 4 metri, e cerca di disarmare quella minaccia. I said Satan is a liar, that the only wants your soul. But if you let God take control, then His glory you'll behold. Love needs no motion. All it needs is devotion. And by God's grace and love will find. È l'evento più fotografato e filmato della storia. Eppure hanno raccontato bugie. Io stesso ho dovuto una vita di sindacalista, di militante politico, grande rispetto per le istituzioni, grande rispetto per le forze dell'ordine, insomma, però ho dovuto poi picchiarci il naso e capire che qualcosa di brutto lì dentro è successo. Quando hanno ucciso Carlo erano 24 anni che non uccidevano più in manifestazione. Prima di Carlo c'era stata la povera Giorgiana Masi. Dopo Carlo abbiamo detto, hanno ripreso, ma bisogna fermarli e dovrà essere l'ultimo. Purtroppo non è andata così. Io ricordo Dax a Milano, ucciso dai fascisti in quel modo violento e terribile, e poi con un comportamento inqualificabile dei carabinieri che al San Carlo, dove cercano di portare Dax, ma ormai non c'è più niente da fare, picchiano i suoi compagni in un modo terribile. E poi Federico Aldovrandi a Ferrara, ucciso in quel modo disgustoso, violento. E poi il ragazzo che hanno ridotto in fin di vita a Como
perché dipingeva i muri. Mi arrabbio spesso quando sento parlare di queste cose della legalità e poi la legalità è il CPT, mettere in galera uno che si fa uno spinello, cioè una legalità che parte sempre dal basso. Non è una legalità, è sopraffazione, è repressione inutile. La legalità ha un senso se riesce a riequilibrare e ogni tanto io spero che si possa cominciare un po' anche dalla testa. Una legalità che comincia sempre dalla polvere sotto le scarpe è una cosa che non ha destino. Uno che fa trapianti in un ente pubblico italiano accumula tale rabbia, voglia di uccidere, che deve scaricarla da qualche parte, ecco. Quindi ho evitato di strozzare qualche dirigente ospedaliero grazie alla mia abitudine ad andare in Libano, in Iraq e cose del genere. Ho cominciato col Libano negli anni '80, avevo tutti i difetti dell'ascoltatore medio. Non mi è mai successo in una delle 5-6 guerre in cui sono stato di avere l'evidenza che tutto quello che sapevo in Italia fosse vero. Ci ho messo minuti qualche volta per capire che era tutto falso. Questi terroristi non erano diversi da noi, erano persone per bene. Gli integralisti, insomma, pregavano quanto un bigotto cattolico. I libanesi ritenevano che la vita in Italia fosse pericolosa perché abbiamo la mafia. Eravamo sul fronte dello Shuf, quindi anche loro avevano dei pregiudizi nei nostri confronti. My son was killed in Iraq on April 4th, 2004. He had only been in Iraq for 5 days. He was in Baghdad, in Sadr City, Baghdad. We didn't agree with the war. Casey didn't agree with the war, my son. We thought George Bush was lying to us. I knew that if Casey was killed in Iraq, he would be killed for nothing and for lies. Of course, it turned my life upside down, changed my life. Losing a child, burying a child is like losing part of yourself and something that you can never get back. What it means for the United States is, I'm not sure. I know that 3 Marines were killed today. I don't know how many Iraqi people. There's hundreds of Iraqi people slaughtered in that country every week. And I think it is damaging humanity, even if they're not our children, they're somebody's children. And we as human beings should take responsibility for all the children of the world. Well, I find a lot of people in America are very ignorant and very arrogant about our country, and I think maybe deliberately they want to be that way. They don't want to know the truth. I don't want to know the truth because the truth is very hard, but I was forced into this when my son was killed. A lot of people in America don't know that we supported and armed Saddam Hussein for many years, and he was our puppet dictator in Iraq until he became somebody who, was expedient to eliminate, and then he became our enemy. A lot of people don't know that my country supported, trained, and armed Osama bin Laden, and my country supported the Mujahideen in Afghanistan before they became our enemies too. A lot of people in my country don't know about our policy of corporate colonialism in South America that makes, that's caused the socialist movement to rise up, the populist movement in South America. So yes, my country, a lot of people in my country want to stay ignorant of the facts.
I wanna be a lady. Oh boy, if you're asking me, yes, okay. I'm gonna have your baby. Well, now you know the reasons why I love you like crazy. Oh, 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 I love you like crazy. Oh, 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 I love you like crazy. When I'm stressed out and I'm tired from my show, I need you, my baby, that you have chosen me out of all. My love is amazing, and I thank Jaja, yeah, every day that I found you lately. I'm gonna stay with you ever and always, because I love you like crazy. Oh, 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 I love you like crazy. Oh, 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 I love you like crazy. Thank you so much. You're wonderful. But I don't want to. To find the same time. You're having a good time. Il Rototom ci vado da quando è nato ed è ogni anno un'esperienza incredibile, indimenticabile. La pausa è poca, quindi bisogna... Domani però sabato dopo è Montebello. Sabato e domenica. Però si va lo stesso. Io no, non sono mai andato perché a me la confusione veramente. No dai, l'anno scorso mi avevi detto quasi quasi verrei su anch'io. Sì, ma piace anche a me la musica, per l'amore di Dio. Sebbene che sono vecchio, sono anzianotto, ma piace anche a me quella musica. Non ci andrei 7 giorni su 7 sicuramente, però sì, una piccola incursione la faccio sempre. Io partecipo alla gioia di Chiara, non è che non voglio che vada, anzi, solo che sono un tipo piuttosto tranquillo rispetto alla mia gioventù, sono diventato un tipo tranquillo. Ci vediamo domani. Ciao ciao. The Rastafari elders are the survivors of a Holocaust in Jamaica. When in 1963, the Prime Minister of Jamaica, he said, "Bring in all Rastas, dead or alive. We will shoot first and ask questions later." So Rastafari were hunted all over Jamaica for wearing the red, gold and green. That's the flag colors of Ethiopia. They were hunted for wearing dreadlocks on their heads. That's the symbol of natural living and of the vow of a Nazarite as taken from the Bible. Now, the elders were persecuted for wearing locks, and their locks, they were regularly trimmed. As soon as they were hunted and found, they were trimmed with stones, scissors, razor, knives, machetes, abuse of the biggest dehumanization carried out in Jamaica, in Jamaican society. Now, they also suffered for praising His Imperial Majesty. And now we are here at Rotterdam and we see every second person has dreadlocks as a hairstyle. This shows that the elders' work was not in vain. Italy! Grazie! Thank you so much, my people. On the channel, come and get one of the something that come up, but they come up and put it on surrender. They come up and say, what's happening, they come up. Make some noise! Make some noise! We're all in this thing.
sono stati vari episodi in Iraq che hanno reso inquietante tutta la conduzione della missione. All'inizio ci fu appunto il rifiuto di andare in volo di alcuni colleghi piloti perché il CH non aveva le misure previste, si parlava di un sistema di difesa passiva dell'elicottero. Senza considerare che quel tipo di velivolo in quello scacchiere per arriva veniva utilizzato ormai soltanto dall'Italia perché tutti gli altri stati non lo utilizzavano più. Poi c'è stata l'uccisione di un collega di un mitragliere di bordo colpito al collo e io non voglio assolutamente, ci sono delle indagini, vadano avanti pure, però io spero che qualcuno si chieda come mai e da quanto tempo quel velivolo girava sugli stessi punti e per quale motivo era così scoperto per tanto tempo. Poi c'è stata la strage di Nassiriya, poi il velivolo caduto, il 412 caduto che ha fatto 4 morti per una missione di routine. Noi esaminiamo delle foto ad esempio della strage di Nassiriya e ci si accorge che almeno 3 militari sono morti non per l'attacco esterno ma perché non vi erano le condizioni di sicurezza e di conservazione della riservetta di munizioni. Qui ci sono delle responsabilità e delle colpe che devono assolutamente essere identificate. Io spero che la giustizia, a differenza di come è avvenuto con Ustica, sia per il caso uranio e sia per Nassiriya e per il velivolo precipitato in Iraq, arrivi prima dei 20 anni. Parte della verità su Ustica arriva dopo 22 anni, i reati sono stati tutti prescritti, nessun generale è stato punito. Quando vi dicono in Iraq siamo andati a portare la pace, no, lì siamo andati a sparare. Poi i singoli soldati, i singoli marescialli dell'esercito hanno fatto quello che potevano per salvare dei bambini. Mi hanno chiamato a Nassiriya per portare via dei bambini perché loro non potevano, perché le regole di ingaggio vietavano di mettere sugli Hercules bambini malati in un certo periodo. Quindi ho collaborato anche con il nostro esercito, le singole persone sono meravigliose, sono bravi ragazzi, sicuramente padri di famiglia che soffrono per la gente che sta da quelle parti, però le regole, i loro ordini sono quelli di fare la guerra. Sicuramente al sud siamo andati come coalizione occupante, quindi abbiamo occupato un territorio che non era il nostro e abbiamo difeso dei ponti che non erano dei nostri, su fiumi che non erano dei nostri. We're gonna beat them all. We're gonna rock them more. We're gonna beat them all. We're gonna rock
Unsplash sono 4 anni. Primo anno sono stata per caso e devo dire che ci sono rimasta un po' male perché non pensavo fosse così libero. Dopo il secondo giorno allora mi sono un po' ambientata e poi non l'ho più lasciato. Poi pian piano ho raccontato, ragazzi venite, concerti belli, la mattina ti svegli, tutti ti dicono buongiorno, puoi fare la colazione come vuoi, vai in giro, mangi questo, mangi quello, se sei vegetariano, puoi fare quello che vuoi. L'anno scorso non avevo magari che ne so, il materassino, quest'anno il materassino e ho anche il frigo. Ogni anno sempre qualcosa di più alla fine per viverlo meglio, perché in fondo è una cosa che ci tengo. Posso andare in giro con la gonna lunga, dove magari in un piccolo paese non si può fare perché tutti ti guardano male. Perché alla fine è così. Vedi mille cose, mille modi di stare insieme, tutti raggruppati insieme e tutti stanno bene insieme. Uno sprono forse, dire vivi bene, vivi la tua vita alla fine. Ero al bar che bevevo, uno si è girato, mi ha portato la birra, me l'aveva rovesciata, poi ci ha detto scusa, un'altra birra me l'ha pagata, stessa cosa l'ho fatto io una sera gliel'ho prestata una che era moribondo, disteso così, gli ho detto scusa, mi ho portato in bar, gliel'ho pagata, lui mi disteso, gliel'ho rimessa vicino e mi sono messo a posto con la coscienza, ma è stato, come dire. Beh, io penso che l'idea di tutti sia che dovremmo andare tutti a lavorare, probabilmente. Però qua lavoriamo tutti, quelli che sono in tenda con me, chi non lavora studia. Cioè non è che sì, veniamo qua, ci facciamo le ferie oggi tutta la settimana e dopo andiamo a farci un altro raduno e non facciamo un cazzo nella vita. Sì. Cioè bene o male siamo tutti che lavoriamo e tutti che facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese, quindi questa è una valvola di sfogo che noi almeno l'aspettiamo ogni anno, infatti non per niente ci organizziamo così. Sì. Noi un anno aspettiamo il Sunsplash. Qua in Friuli c'è cultura lavoro e divertimento messo non in secondo ma in quarto, quinto piano. Capisco durante la settimana, nei weekend, insomma un po' di divertimento, sì. Cioè, mica che dobbiamo spaccare il mondo, insomma. Se no andiamo a tirare sassi sull'autostrada non è peggio, cioè, secondo me. Ho fatto un po' di lavori, il gelataio, il camionista, ho lavorato con le ruspe, facevo movimenti terra con gli scuolabus e tutto, solo che ho sempre messo davanti la famiglia a tutto, quindi io quando mi sono messo assieme alla mia ragazza, che è diventata mia moglie, ho lasciato il lavoro da gelataio, che secondo me è il più bel lavoro che ho mai fatto, sono convinto di questo. Lavori quando gli altri fanno festa, se Silvia lavorava durante i giorni della settimana, il sabato e la domenica, come fai? Bene, no? Mettiamola che ci sono troppe cose da fare, dai. Qua sei impegnato. Tonio! Burn them, burn them, burn them. Yo, Ratatam, come here, burn them out. Burn them out, burn them out, yeah. Yo! Holy Emmanuel, I Selassie, the Rastafari, the Almighty. Yo, Italy! Let's go! Equal rights and justice for all, rise and never fall. Boom! Say what they gonna do when I'm for them not true. Say what they gonna do, they get slow, yeah. Oh, no, yeah. Yo, fight up to the real. Fight up to the real. Queste foto sono tutte di un concerto londinese di Marley che c'è stato nell'80. È stato, mi pare, 10 giorni dopo il concerto di Milano. E io ci sono andato perché sono stato folgorato da Marley nel concerto di Milano e ho detto è impossibile non rivederlo un'altra volta.
Fra l'altro, se ci pensate, questi non sono manco un secondo della vita di Marley, perché ogni foto dura un 125esimo, queste sono 10 foto, è un decimo di secondo in tutto, se ci pensi, quindi è proprio... Per noi è stato un incontro fulminante, perché praticamente abbiamo visto Marley la prima volta nell'80 e poi mai più. Del concerto di San Siro c'è un racconto veramente carino, perché loro erano maniaci di calcio. Prima del concerto c'è stata la partita sul campo di San Siro di tutti i giamaicani contro gli italiani, abbiamo perso 7-1 e la cosa fantastica è che loro giocavano praticamente fumando le canne, cioè con la canna in mano, e correvano dalle 4 alle 5 volte quello che correvamo noi senza canne, per cui era veramente divertente. Fammi vedere, perché io ho visto decine di festival in tutto il mondo, ma il concetto del festival, cioè che tu vai in un posto e ci rimani, questo è proprio l'essenza del festival, cioè tu vieni, monti la tua tenda, stai qua 3, 4, 5 giorni, è una vacanza, capito? Non è un concerto, e io non credo che in Italia ci sia nient'altro di simile, assolutamente, cioè questo sembra Glastonbury, sembra Reading, sembra i festival veri, che sono appunto, loro hanno una tradizione trentennale, però qui è diventato comunque un punto fisso secondo me, infatti sono felicissimo di esserci proprio. I will remain the same, hailing Rastafari name, and watch them go up in flames, for all those innocent coming down the drain, wicked as you think you are, we live in small world, as bad as you think you are, we live in a small world, as bad as you think you are, let's get to the end. Let's get up to the top, let's get up to my rock, make sure you're never, every time you come wrong, make sure you don't be back like a sorrow, make sure you can be and shape like a rock, make sure you're questo è un luogo particolarmente adatto a parlare di sostanze, non tanto perché se ne faccia un uso, in realtà le sostanze si usano ovunque, dal Parlamento a, insomma, in tutti i luoghi, quanto perché questo è un laboratorio, un esperimento di tolleranza, di permissività. Vedi, io penso che ormai c'è un corpo sociale che si considera sano e che c'è proprio questa dicotomia, l'inclusione, lo diciamo noi che è i corpi sani, tutti gli altri che hanno una diversità, e in particolare in questo caso pensa ai migranti, gli omosessuali, ecco la lotta contro i Pax, le unioni omosessuali, solo chi ha un'aspirazione alla libertà è un corpo insano. Allora una dicotomia di inclusione e esclusione, o vieni con noi, fai tutte le strade, ecco per esempio questa legge in sintesi è la Fini Giovanardi, prefettura, questura, magistratura, galera e comunità compiacenti pronte a fare piccoli lager. Questa è la legge, è un rapporto educativo questo. Voi pensate che nelle carceri italiane ci sono 62.000 detenuti in un giorno, ma durante l'anno c'è almeno il doppio delle persone che, fra quelli che entrano e escono. Nel 2005 sono entrate più di 80.000 detenuti, bene, 26.000 per violazione della legge sugli stupefacenti, 13.000 per violazione della legge sull'immigrazione. Di questi 13.000, 9.000 solo per un reingresso dopo l'espulsione, cioè senza altri reati, cioè un reato amministrativo che diventa reato penale. Non c'è una sostanza delle tabelle proibite che non abbia effetti positivi. Mentre invece tu pensa, gli altri cittadini sani, gli altri del corpo sociale usano, abusano di qualunque sostanza, e non sono qui a citarti né l'alcol, né psicofarmaci, posso citare la nicotina bruciata che non ha nessun effetto positivo, è legale, ti cito lo zucchero, l'abuso di zucchero porta al minimo al diabete. Quindi noi vi escludiamo e continuiamo a perseguitarvi. Ed è un incontro proprio di questa, la chiamo pedagogia nera. Io glielo dico sempre ai ragazzi, io sono sempre per la strada. Io lo dicevo 30 anni fa, se non pigliate coscienza, se non chiedete i vostri diritti, come gli omosessuali che sforzo, che lotte hanno fatto, vi metteranno tutti in galera. È chiaro, noi siamo, cosa sono le comunità? Da anni, che siamo in una guerra.
sono degli ospedali, qualche ferito, no? Non ha mai inciso sull'opinione pubblica. Vogliamo avere come obiettivo la depenalizzazione di qualunque sostanza, perché è contro un principio democratico. Insieme a cominciare percorsi diversificati, e se il Pierino di turno vogliono la cristoterapia, e si faranno la cristoterapia, però percorsi diversificati. Mi sembra che sia pluralismo scientifico, pedagogico e soprattutto di libertà democratica. Il Sudan è un paese inventato dagli inglesi, mettendo insieme della gente che più diversa non si può, addirittura della gente che erano stati gli schiavi e gli schiavisti, e lo sono ancora. Su tutte queste radici di divisione che hanno scatenato la guerra civile in Sudan, si sono inseriti poi due fattori importanti. Uno, che lo conosciamo tutti, è il petrolio. E il Sudan vende ormai circa 1 milione di barili di petrolio al giorno. Perché il Darfur? Il Darfur era sempre rimasto tranquillo. Il sospetto viene, guardando la cartina geografica, che il Darfur sia anche sopra un grande lago di petrolio. Questi poveri disgraziati si trovano in mezzo a due fuochi e non sanno perché. Io ho trovato un commerciante arabo musulmano il cui villaggio è stato attaccato 3 anni fa e sono stati tutti uccisi. Lui è sopravvissuto miracolosamente perché hanno tentato di tagliargli la gola, c'è un buco e non sono riusciti. Gli hanno dato una pugnalata e credevano di averlo ucciso, invece non hanno preso il cuore, la costola ha deviato, insomma questo poveretto è sopravvissuto. Ma lui dice: io non so perché e non so chi è stato.
un'altra causa di cui invece si parla ancora pochissimo, che però potrebbe diventare più evidente con il passare degli anni, ed è l'acqua. Le problème de l'eau est tout à fait central. Il y a tout un courant actuellement qui a commencé déjà à Caracas pour essayer pour 2009, lorsqu'il y aura une réunion internationale concernant les problèmes de l'eau, d'essayer d'obtenir et d'avoir une mobilisation mondiale pour obtenir que l'eau soit déclarée un patrimoine de l'humanité. Où par conséquent, il n'est pas possible à quelques intérêts privés de faire de l'argent sur l'eau. Aussi bien les grandes entreprises mondiales comme Bechtel, comme la Lyonnaise des Eaux, Vivendi, etc., donc quelques grandes organisations qui sont en train de prendre le monopole de la distribution de l'eau dans le monde, que la Banque mondiale. Mais de façon emblématique, c'est très très important que tout le monde devienne conscient de l'enjeu de l'eau. Cet enjeu est énorme. D'abord, il y va de la survie de millions et de millions de personnes, mais il y va aussi non seulement d'empêcher la contamination de l'eau, notamment par les monocultures des multinationales, qui détruisent non seulement les sols, mais aussi la nappe aquatique. Également aussi la défense de l'eau potable, le droit, un droit humain, on veut aussi faire déclarer comme droit humain fondamental l'accès à l'eau potable, à 50 litres d'eau par personne et par jour. Dire deux choses à ce sujet. C'est la logique du capitalisme qui fait que le comportement des organes économiques et notamment des multinationales est tel que l'objectif c'est de faire du profit et non pas de servir les besoins de l'humanité. Nous devons vraiment rendre de plus en plus les gens conscients que le problème est un problème de fond. Si nous luttons contre Coca-Cola ou contre McDonald's ou n'importe quelle autre grande multinationale, ça peut être Nestlé ou autre, ces actions quotidiennes sont absolument indispensables parce que c'est le moyen de conscientiser les gens. C'est-à-dire les gens ne vont pas se mobiliser pour des abstractions. Aujourd'hui, on ne va pas se mobiliser contre le capitalisme, non. Les mobilisations se font sur des choses concrètes. If you love reggae music, say yes, Rasta. We can't hear you. We said if you love reggae music, say yes, Rasta. Selassie. Hey, this is how the children of the King of
'cause Rasta take it. Sing again, take it. Where you say tell them run for. Sing again, run for. 'Cause Rasta take it. What you say, take it. Sing again, run for. What you say, run for. 'Cause Rasta take it.